Dopo aver raggiunto la Puglia, iniziamo il nostro tour, visitando il paese di Rodi Garganico, con il santuario della Madonna della Libera. Vico del Gargano. Peschici, con il suo dedalo di viuzze e le scalette d'accesso alle abitazioni, con l'immancabile vaso di fiori. Il Castello Normanno. A Vieste, ci accolgono logge, finestre e scale che ospitano rossi vasi di coccio pieni di basilico, rosmarino, prezzemolo, salvia e odori tipici del Mediterraneo. Bellissima la vista del mare che si gode dal belvedere del castello. Fra le antiche case, si erge la cattedrale al cui interno spicca la statua lignea, raffigurante la Santa Vergine Maria di Merino. Il Pizzomunno, l'enorme roccia bianca incastrata sulla battigia. Nella baia delle Zagare, l'arco degli innamorati e poi i faraglioni, che si incontrano lungo la strada tra Vieste e il paese di Mattinata. Nel primo pomeriggio, raggiungiamo il paese di Monte Sant'Angelo, e parcheggiamo vicino al castello. Mentre passeggiamo per le vie del paese, Luigi fotografa una forma del mitico pane che può pesare sino a 6 kg a pagnotta ed è mangiabile anche a 8 giorni dalla sfornata. L'ingresso ad arcate dell'antico santuario, dal quale si accede alla grotta di San Michele.
Il paese di Pietramonte Corvino. Con la chiesa dell'Annunziata. La chiesa abadiale. E la torre normanno-angioina. Dopo pranzo siamo ad Alberona, con le sue belle case colorate. La chiesa di San Rocco. Quella di San Giuseppe. E la fontana muta. Nel primo pomeriggio, raggiungiamo Roseto Valfortore e, di fronte alla chiesa madre, ci facciamo scattare una foto da una ragazza molto gentile, sotto l'arco della terra. Il rosone della cattedrale di Troia è suddiviso in 11 colonnine con capitelli corinzi. Su di essi sono impostati altrettanti archi a semicerchio che, incrociandosi, formano nei punti di intersezione delle ogive arabesche e spazi triangolari che accolgono transenne e trilobi, gratificando così il concetto architettonico di pieno e di vuoto. I 22 campi tra le colonne e le ogive racchiudono altrettanti merletti di pietra, diversi l'un l'altro. Realizzato tra il 1160 e il 1180, è un compendio di diversi influssi stilistici, arabi, angioini. Nessun tipo di architettura attraverso i tempi e in tutti i paesi può vantare, per ricchezza di linea e per squisitezza di trafori geometrici, un simile rosone. La cattedrale è un edificio a croce latina, costruito tra il 1093 e il 1125, dalle importanti peculiarità e dall'indubbio interesse architettonico. L'edificio è dedicato alla Beata Maria Vergine Assunta in cielo ed è costruita secondo lo stile romanico, per quanto nella sua realizzazione abbia risentito dello stile pisano orientale. È uno dei capolavori dell'architettura romanica incapitanata, non tanto per le proporzioni quanto per l'armonia della costruzione che, in totale, occupa una superficie di circa 1325 metri quadrati. La chiesa venne costruita sulla base di un preesistente edificio bizantino e con materiali riutilizzati, ricavati dall'antica città romana. I lavori per la costruzione della cattedrale vennero patrocinati e finanziati dal vescovo Guglielmo II a partire dal 1106. Nel 1119 venne posta la porta di bronzo costruita da Oderisio da Benevento, la cui funzione, oltre al completamento stilistico della facciata, era quella di celebrare le glorie del vescovo e la sua abilità nel mediare i rapporti tra la Santa Sede ed i baroni normanni. Appena 8 anni dopo questo avvenimento, nel 1127, la costruzione di una porta laterale sempre ad opera di Oderisio da Benevento e sempre su ordine di Guglielmo II è il simbolo della mutata situazione politica della zona e della città. La nuova porta è più piccola e più semplice, andando a riflettere la situazione economica difficile e una più immediata velocità di esecuzione e condivisione del messaggio da trasmettere. A Bovino ammiriamo la chiesa dell'Annunziata. Il maestoso castello. E la cattedrale di Santa Maria Assunta. A Canosa, visitiamo l'antica basilica di San Sabino. A Rovo di Puglia comincia a piovere,
durerà pochi minuti e saranno le sole gocce di pioggia dell'intera vacanza. La splendida cattedrale, dedicata a Santa Maria Assunta, è una delle migliori espressioni di architettura romanica di tutta la Puglia. Nel pomeriggio raggiungiamo il paese di Altamura. Qui, Luigi si dedica a fotografare, nell'ordine, la chiesa di San Domenico. La chiesa di San Nicola dei Greci. La chiesa di Santa Chiara. La chiesa di San Michele al Corso. La chiesa di San Biagio. Il monumento ai caduti. Il Palazzo Melodia. Ed infine, il famosissimo pane di Altamura. Ovviamente, dopo un assaggio di questo pane, non possiamo perderci la stupenda cattedrale. Essa è dedicata a Santa Maria Assunta. All'esterno è da ammirare il portale, fiancheggiato da 2 leoni cinquecenteschi con il timpano impreziosito da una statua di Cristo benedicente. Sull'architrave è raffigurata l'ultima cena con il Cristo che è baciato da San Giovanni, sulla tavola pani e pesci e nella lunetta la Madonna seduta con il bambino. Inferiormente la scena dell'Annunciazione, realizzata in 2 altorilievi posti a fronte, uno a sinistra, con l'angelo in ginocchio, e l'altro a destra, con la Vergine che piega il capo al divino annuncio e si copre il petto con le braccia incrociate. I 2 grandi campanili si alzano come braccia, in mezzo un magnifico rosone a 15 raggi con la ghiera riccamente scolpita. Gravina di Puglia, inserita tra i borghi più belli d'Italia, si trova tra Matera e Altamura ed è un luogo perfetto per immergersi nel passato tra sotterranei e chiese rupestri. La cattedrale. La chiesa di Santa Maria del Suffragio.
La chiesa di San Michele delle Grotte. La torre dell'orologio. Deviazione per la vicina Matera, anche se non fa parte della Puglia. Il caldo è infernale, ma non possiamo esimerci dal visitare i famosissimi sassi di Matera. Il fascino che emanano è indescrivibile e ci lascia senza fiato. La cattedrale. La biblioteca Finia. La chiesa del Purgatorio. La chiesa di San Francesco d'Assisi. La chiesa di San Pietro Caveoso. La chiesa di Santa Chiara. Il convento di Santa Lucia. Il Palazzo del Sedile. Il Palazzo Lanfranchi. A Mottola, Luigi fotografa soltanto la torre dell'orologio e la chiesa dell'Immacolata Concezione. A Massafra, visitiamo il castello. La chiesa di Sant'Agostino. E la torre dell'orologio. Iniziamo a visitare Taranto, dal castello aragonese. Il Duomo di San Cataldo. Il Palazzo del Comune. Il Palazzo del Governo. Il Ponte Girevole. I resti del Tempio dorico. I giardini della Villa Peripato. Un bel bagno rinfrescante, a Marina di Pulsano. A Manduria,
Una volta attraversato l'arco di Sant'Angelo, Luigi fotografa il Palazzo Imperiale. La Chiesa della Purificazione. La Chiesa Matrice Santissima Trinità. E sulla strada per Porto Cesareo, la Torre Colimena. Stamani abbiamo deciso di prendere il nostro tandem per andare a visitare Porto Cesareo. Lungo la strada ci fermiamo ad acquistare un piccolo ombrellone e delle mozzarelle. Rientriamo, il sole è già forte e ne approfittiamo per delle belle nuotate. Raggiungiamo Copertino, con il suo imponente castello angioino e la chiesa della Madonna delle Nevi. La porta di San Giuseppe. La colonna di San Sebastiano. L'arco della Corte dei Pappi. La chiesa e il convento dei Domenicani. Il santuario di San Giuseppe. A Nardò, il castello Acquaviva. La chiesa di San Domenico. La Fontana del Toro. La Guglia dell'Immacolata. E il Palazzo della Pretura. Dopo pranzo, ci troviamo a Santa Maria al Bagno, con le famose 4 colonne. Ci spingiamo sino alla magnifica spiaggia di sabbia di Lido Conchiglie con, in alto, sullo sfondo, la Montagna Spaccata. A Galatone, visitiamo la chiesa del Crocefisso della Pietà, monumento principe dell'architettura barocca della città e uno dei maggiori esempi di architettura seicentesca della provincia. La sfarzosa facciata barocca, realizzata in pietra leccese, si ispira all'architettura gesuitica ed è divisa in 3 ordini. Nel primo si apre il portale d'ingresso, con portone ligneo, sul quale è posizionata la statua in pietra di Gesù crocifisso osannato da 4 cherubini. Lateralmente, 4 nicchie ospitano le statue degli evangelisti. Il secondo ordine presenta una grande finestra a griglia affiancata da 2 nicchie con le statue di San Giovanni Battista e di San Sebastiano. Alle 2 estremità laterali le statue di San Pietro e San Paolo. Nella parte conclusiva della facciata, dal timpano spezzato, poggiano le statue di San Michele Arcangelo e dell'Angelo Custode. L'interno, a croce latina, è costituito dal presbiterio, dal transetto e dalla navata. In quest'ultima si aprono 3 cappelle per lato ospitanti gli altari dedicati a Sant'Antonio da Padova, alla Madonna del Carmine, a San Biagio, alla Madre del Buon Consiglio, alla Sacra Famiglia e a San Pietro.
L'aula è dominata dallo sfarzoso altare maggiore in pietra leccese, decorato con colonne tortili e bassorilievi raffiguranti la virtù cardinali. Al centro è custodita l'icona del Santissimo Crocifisso della Pietà affiancata dalle statue di San Francesco Saverio e San Francesco di Sales. Nel transetto sono posizionati gli altari di San Pantaleo e del Crocifisso, quest'ultimo con tela che individua il luogo dove era situata in origine la sacra icona. In corrispondenza del transetto si innalza una cupola ottagonale, interamente affrescata con il tema del ritrovamento della croce da parte di Sant'Elena Imperatrice, sostenuta da 4 pilastri entro i quali hanno dimora in altrettante nicchie le statue dei dottori della Chiesa latina, proclamati da Bonifacio VIII, Sant'Agostino, San Girolamo, Sant'Ambrogio e San Gregorio Magno. La chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco. Il Palazzo Marchesale. La chiesa di San Quinitino. La cattedrale. La torre dell'orologio. Punta Ristola. La visita di Santa Maria di Leuca inizia dalla chiesa di Cristo Re. Proseguiamo con la Basilica de Finibus Terrae. Il faro. La cascata monumentale. E la Villa Mellacqua, una delle costruzioni caratteristiche di Santa Maria di Leuca. A Patù ammiriamo il monumento delle 100 pietre di fronte alla chiesa bizantina di San Giovanni Battista. L'interno è diviso in 3 navate. La somma delle 2 laterali è uguale alla larghezza della navata centrale, la quale è lunga 3 volte la larghezza. La chiesa madre di San Rocco nel paese di Gagliano. Verso Marina di Novaglie non possiamo perderci la vista dal ponte sul Ciolo, dal quale, almeno per oggi, nessun temerario ha osato tuffarsi nell'acqua dal color smeraldo. La chiesa della collegiata del paese di Alessano. Con la statua di San Trifone. E Tobiolo con l'angelo. Ed infine, la torre dell'orologio. Ad Andrano, il castello. E la Grotta Verde. Nel paese di Tricase, la chiesa di San Domenico.
La chiesa della Natività e della Beata Maria Vergine. Il Palazzo Gallone. La quercia vallonea, conosciuta anche come la quercia di 100 cavalieri. A Specchia, il caldo è torrido e così non resta che limitarci a visitare unicamente la chiesa matrice. Il Palazzo Risolo. E la chiesa della Madonna. Pranziamo in un parcheggio, di fronte al mare di Castromarina. Nei pressi della Torre Miggiano, Otis si immerge quasi completamente nell'acqua del porticciolo adiacente, cercando refrigerio. A Santa Cesarea Terme, ammiriamo la stupenda Villa Sticchi.